L'avvento della chirurgia robotica ha cambiato il trattamento del tumore della vescica. Mentre fino a qualche anno fa l'approccio era solamente attraverso una incisione, quindi a cielo aperto, attualmente la maggior parte degli interventi chirurgici vengono eseguiti con delle tecniche mini-invasive. Questo vuol dire ridurre notevolmente l'impatto dell'intervento, ridurre la durata della degenza, ridurre le complicanze e migliorare la percezione del paziente dopo questo tipo di intervento chirurgico. È possibile in casi selezionati ricostruire la vescica che viene rimossa utilizzando dell'intestino del paziente stesso. Si ricrea una specie di sacca e questo permette al paziente di continuare ad urinare attraverso le vie normali, evitando la creazione del cosiddetto sacchetto, cioè della urostomia. A Padova è stata sviluppata una tecnica innovativa che permette di utilizzare l'intestino per ricostruire la vescica. La tecnica robotica è stata chiamata VESPA, dall'acronimo di vescica patavina, e permette di far ritornare alla normalità la maggior parte dei pazienti che devono subire un intervento di cistectomia radicale, ovvero che devono asportare completamente la vescica per un tumore della vescica.